non è rappresentativo della volontà popolare. Figurarsi, è una dittatura anche in America, perché anche là il Parlamento non fa veramente l'interesse della popolazione, figurarsi qui in Europa con l'eterogeneità che abbiamo. Ok, quindi Commissione europea che propone le leggi, Banca Centrale Europea che opera politiche monetarie e fiscali al di fuori di qualsiasi controllo di qualsiasi governo, Corte di Giustizia Europea che può decidere su tutte le nostre questioni interne ed è più potente anche delle nostre Costituzioni, nonostante siano magari anche più avanzate di quello che è scritto nel Trattato di Lisbona. Stato e insieme alle banche e alle imprese all'interno del settore non governativo. Stato è ridotto come un qualsiasi ente, esattamente come il signore Mazzetti che per mantenere la sua famiglia non ha più conto in banca e deve continuare a finanziarsi dai mercati dei capitali foraggiati dalle BCE. I lobbies, pensate che a poche decine di metri dalle istituzioni europee ci sono gli uffici di ben 5.000 lobbisti che ogni anno spendono qualcosa come 1 miliardo in attività di lobbying. Voi leggete il più grande crimine di Paolo Banna, scaricabile sul sito, che queste cose le spiega molto bene. Questo qua non è che un pallido esempio di tutti i lobbisti che continuano proprio materialmente ogni giorno, sono sempre là, che avanzano richieste alla Commissione, che è ben felice di eseguire gli ordini di questi signori qua. Ok, questo è quello che dicono loro, non è complottismo. Allora, Daniel Jens, ex presidente della European Table Industries, una lobby di grandi industrialisti europei, in un'intervista nel 2000 disse: da un lato stiamo riducendo il potere degli stati, imponendo privatizzazioni e deregolamentazione, dall'altro stiamo trasferendo molti poteri degli stati a una struttura centralista europea. Unificazione, questo tipo di unificazione sta andando avanti e questo sta aiutando molto i nostri affari. È quello che sta succedendo. 1997, discorso delle industrie chimiche del vicepresidente della Commissione europea: siate tempestivi, cioè diteci per tempo quello che dobbiamo fare o se qualcosa deve essere stroncato sul nascere. Cioè, questi qua non è che sono semplicemente corrotti dei lobbisti, questi qua chiedono proprio ai lobbisti di avanzare loro le proposte su cosa fare. Commissario europeo al commercio 1997, il Transatlantic Business Dialogue è diventato un meccanismo efficace per ancorare le politiche dei governi sugli interessi dei gruppi d'affari. Ecco, il Transatlantic Business Dialogue è praticamente un'associazione che si reca ogni anno presso la Commissione europea, che segue gli interessi a cavallo tra l'Unione Europea e gli interessi oltreoceano, cioè quelli degli Stati Uniti. Ogni anno si recano, queste lobby si reca presso la Commissione Europea e materialmente proprio dà nella mano di commissari delle pagelle sulle quali letteralmente i commissari si danno i voti su tutti i punti che questi quali chiedono. Quindi, cosa avete fatto quest'anno per ridurre gli stipendi pubblici o di un determinato settore privato rispetto di un altro? Beh, qua abbastanza bene, dai, abbiamo fatto un buon lavoro, più 7. Cosa avete fatto per privatizzare il settore dell'acqua piuttosto che quello della telefonia qui, piuttosto che là? Ma qua c'è ancora del lavoro da fare, dai, del 5 al 6. Questa è la realtà. Voi guardate su YouTube i video di Paolo Banna di Globalizzatori, che è un'inchiesta confezionata per Report, in cui questi documenti qua vi li fa vedere bene, carta in mano. Quindi non sono frutto della fantasia di Marco Cavedon o di qualche attivista che ha fatto il copia e incolla da qualche sito sotto internet. Ecco. Il nuovo ordine socio-economico, ok, per riassumere, gli spazi di politica monetaria e fiscale degli stati sono azzerati, il Sud Europa diviene un mercato coloniale per la Germania che impone una deflazione artificiale, quindi un vero e proprio crimine contro l'umanità, e questi qua hanno sempre provato a fregarci già dai tempi della guerra mondiale, poi con lo SME che affossò le esportazioni italiane negli anni 80,
e adesso con l'euro, e ci riproveranno anche in seguito, moltamente. L'inizio di immigrazione del Sud Europa in Germania, aumentata del 40% nell'ultimo periodo dell'Italia, aumentato del 40% l'immigrazione dell'Italia alla Germania. L'economia reale al servizio delle rete finanziarie, chiaro e matematico, gli stati si indebitano per funzionare, penso che l'abbiate capito da tutto quello che ho detto, e devono vendere i beni pubblici per avere il denaro per pagare gli interessi e per fare quadrare, tra virgolette, i loro conti, per obbedire agli ordini dei trattati europei. Ok, in cosa consiste veramente il salvataggio degli stati? In cosa consiste veramente l'austerity? Abbiamo visto prima, la Germania con le riforme ARZ comprime i salari dei suoi lavoratori, aumenta i profitti del capitale tedesco, c'è una ricerca di rendimenti ancora più elevati, quindi la Germania e la Francia acquistano i titoli di Stato dei paesi PIGS. I paesi PIGS sono i paesi del Sud Europa più Irlanda, quindi Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. PIGS in inglese significa maiali, così ci chiamano i tedeschi. Alta esposizione delle banche tedesche, perché quando qualcuno compra i nostri titoli di Stato poi noi li dobbiamo ripagare, fintanto che non li ripaghiamo loro sono in deficit. E cosa fanno? La Merkel insiste per imporre le austerità che vengono imposte ai paesi debitori nei confronti della Germania e della Francia. E questa è la prova. Titoli di Stato e debito pubblico dei paesi PIGS sono soprattutto nelle mani di Francia e di Germania. Il viola è tutto il resto del mondo. Guardate solo la Germania e la Francia che fetta hanno all'interno di tutta questa torta. Colpo di Stato finanziario, gli austerity della Troica, ossia BCE, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea, piano salvataggio dell'Irlanda, prestito all'Irlanda in cambio di privatizzazione Italia. Pensate che in Irlanda l'intero fondo pensionistico, l'INPS irlandese, è stata data letteralmente impegno al Fondo Monetario Internazionale, tanto per capire a che livello siamo arrivati. Grecia, privatizzazione Italia per 28 miliardi di euro, dimissioni di Papandreou, poi al potere Papademos, ex presidente di BCE, ex esponente di Goldman Sachs. Italia nel 2011, lettera della BCE in agosto che ci chiede liberalizzazioni, riduzione di stipendi, privatizzazioni. Dobbiamo farli, ce lo chiede l'Europa. Questo ci chiede l'Europa. Rendimenti di BTP prima delle dimissioni del governo Berlusconi nel novembre 2011, i BTP arrivano al 7%, quindi mercati impazziti, l'euro forse croglia, l'Italia va fuori, la BCE non sa più cosa fare, Draghi impazzito. E cosa succede? Succede che viene di fatto realizzato un golpe finanziario e il governo va a Mario Monti, presidente della Commissione trilaterale a livello europeo, ex advisor senior per Goldman Sachs, praticamente svolgeva il ruolo di consulente finanziario con esperienza. Tra l'altro Mario Monti disse che la Spagna non ha prestato sufficiente attenzione ai suoi conti, che è una baglia assoluta, perché la Germania prima delle crisi ha sempre avuto un debito pubblico bassissimo, poi l'ha aumentato per far fronte a questa crisi del tutto artificiale. Ok, Mario Monti sulla Grecia, questa l'ha detta a settembre 2011, queste sono le scene di Atene, febbraio 2012, il più grande successo dell'euro è la Grecia, successo, quello qua. Cosa dice Mario Monti? Cosa ha detto Mario Monti? Università Lius Guido Carli. Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi, di gravi crisi per fare passi in avanti. I passi in avanti sono cessioni di sovranità nazionale a livello comunitario, bisogna far sì che i cittadini si disaffezionino alla vita democratica della loro collettività nazionale per trasferire potere a questa struttura comunitaria che sappiamo bene di chi fa gli interessi. Tommaso Padova Schioppa, autunno 1999. L'Europa non nasce da un movimento democratico.
segue un metodo che potremmo definire col termine di dispotismo illuminato, il metodo Monnet. Questo non ce lo siamo inventati noi, il metodo Monnet, andate anche nel sito dell'Unione Europea, è proprio scritto negli articoli, nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, è proprio una cosa ufficiale. Non si vergognano neanche di dirle queste cose, insomma. Non c'è bisogno di ipotizzarle e neanche di guardare i fatti perché si smentiscono da soli. Li avessimo ascoltati, magari una rapida carrellata finale alle opinioni di alcuni famosi economisti molto rinomati in ambito internazionale, non solo economisti MMT, tanto per non dire che noi siamo una cerchia chiusa che usa solo le nostre fonti. Paul Krugman, premio Nobel per l'economia: adottando l'euro l'Italia si è ridotto allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Quindi allora, Italia prima era qui, adesso è qui, investitori stranieri che prestano i soldi all'Italia, i danni che implica sono che non possiamo più accumulare denaro perché il denaro esce e torna qui maggiorato degli interessi. Chiaro, no? Wayne Godry, 1992, Cambridge University. Se un governo non ha nella sua banca centrale che può creare liberamente il suo denaro per ordine del governo, i suoi utilizzatori, quindi tutti noi stati che adotteremo l'euro, potremo essere finanziati solo con i prestiti sui mercati di capitali. Questo fa sì che dovremo restringere i nostri bilanci perché non dovremo mai sforare quei debiti, dovremo sempre ripagare questi strozzini che non perdonano. Questo chiuderà l'Europa intera in una crisi disinflazionistica, quindi troppo poco denaro che circola perché deve essere dato tutto ai mercati di capitali, che chiuderà l'Europa, tutti gli stati europei in un blocco da quali non potranno riprendersi. E questo lo diceva nel 1992, quindi in tempi non sospetti. Tim Condon, economista britannico: il potere di emettere le proprie monete attraverso la propria banca centrale è ciò che principalmente definisce l'indipendenza di una nazione, senza il quale presupposto la nazione è una colonia, una vera e propria colonia, oppure un ente locale, un qualsiasi comune, una provincia. Inutile che noi oggi andiamo a Roma a lamentarci dei politici ladroni che non fanno questo e quello perché non risollevano le nostre sorti. Non dipende più da loro, noi siamo una colonia di questi signori qua che hanno costruito questo sistema. L'euro non può esistere, una cattiva idea non durerà. Questo è un articolo di 170 economisti americani che hanno fatto uno studio dal 1989, ossia dal rapporto dell'euro al 2002, cioè tutti gli anni in cui l'euro è stato creato e poi introdotto. Evidenziarono i difetti intrinseci di questa moneta sia da un punto di vista tecnico che politico anche, e conclusero che l'euro non può durare, è una cattiva idea e non può funzionare. Lo studio fu poi preso nel 2009 da John Medrea, uno dei due era un funzionario presso la Commissione Europea, i quali dissero: guardate, siamo nel 2009, l'euro è in vigore dal 2002, non è ancora caduto, quindi va tutto bene. 2009, sapete cosa è successo nel 2009, penso? È stato in assoluto probabilmente l'anno più disastroso dall'inizio della crisi, con cali del PIL di tutti i paesi catastrofici. Nel caso dell'Italia abbiamo visto prima meno 5%. Alla luce di tutto questo è evidente che John e Dre sono due falsari come tutti gli economisti mainstream e tutti i media. La conclusione è che l'euro non può esistere, è una cattiva idea e non durerà.
Martin Feldstein, questo è un economista molto citato nelle riviste economiche internazionali, ha prodotto centinaia di lavori scientifici molto seguiti, molto letti, all'Università di Harvard, tra l'altro prima università al mondo nell'ambito delle scienze economiche, da EMU, International Conflict del 1997, pagina 61. Invece di favorire l'armonia intraeuropea e la pace globale, è molto più probabile che il passaggio all'unione monetaria e l'integrazione politica imposta, come abbiamo visto dalle frasi di Monte prima, conduca a un momento di conflitti all'interno dell'Europa. È quello che sta succedendo. Oggi c'è un risplodere dei movimenti di estrema destra, anche se va ben detto che il nazionalismo che si sta affermando adesso non può comunque essere paragonato a quello dei tempi della seconda guerra mondiale, e quello era un nazionalismo che proponeva la supremazia di una determinata nazione. Qua si parla di difesa, non di supremazia. Qua si parla di gente che non ha più da mangiare e c'è poco da fare. È chiaro che questa situazione non può reggere così com'è. Pagina 62, vabbè, qua riprende il concetto che un'unione politica imposta, che nei fatti non esiste, nonostante le supposizioni dei fondatori dell'Unione Monetaria, cioè di Monnet, non può portare nulla di buono per le popolazioni europee, che non può portare a un costruttivo rapporto tra i nostri popoli, ma solo a conflitti. Infatti quello che sta succedendo, ci sono dei popoli europei che si stanno arricchendo alle spalle di altri. Questo è. La presentazione è quasi finita, c'è un'altra slide solo. Un particolare ringraziamento al giornalista Paolo Banner, senza il cui contributo oggi non sarei qui ad esporre tutte queste cose, la redazione MMT. Veramente queste cose, quando le ho scoperte, sono state per me una rivoluzione, perché veramente mai pensavo che ci sarebbe mai stata una scuola economica che si mette lì di fronte alla gente veramente a spiegare come funziona veramente uno Stato. E invece queste persone per nostra fortuna esistono. È stato redatto nel meeting di ottobre dell'anno scorso il programma di salvezza economica, che dimostra come qualsiasi Stato dotato delle sue monete è veramente padrone del suo destino, può fare il bene del suo popolo e di conseguenza rapportarsi poi in maniera anche costruttiva con gli altri popoli europei o del mondo, ma da sovrani, quindi non da pecore, da schiavi degli interessi delle elite finanziarie. Ok, se avete carta e penna da segnarvi giù anche questi link, se no ve li mando via email. E allora vi consiglio per approfondire il sito del giornalista Paolo Banner, che con cadenza di 2 o 3 giorni pubblica sempre articoli molto interessanti su tutte queste tematiche e non solo. E il sito delle MMT per aggiornamenti, per approfondimenti su tutte queste cose. Come funzionano le banche, è molto importante capire operativamente il funzionamento del denaro. 10 buoni motivi per tornare all'ira. Questo è il link, un documento presente, redatto da Dario De Angelis, presente nel nostro sito delle MMT. Bill Mitchell, economista MMT, che spiega la spesa a deficit in 3 parti, spiega materialmente qual è la reale funzione delle tasse e la reale funzione dei titoli di debito in uno Stato a moneta sovrana. Ho finito. Se qualcuno di voi vuole dare il vostro indirizzo email e dicendo per tenere i contatti con... adesso passiamo il blocco. Sì, se qualcuno vuole lasciare il suo riferimento, se vuole essere contattato tramite email dal sito del gruppo Vento MMT e eventualmente entrare per contribuire nella nostra opera di diffusione di queste cose, e per essere tenuto aggiornato su tutte le nostre iniziative, ha la possibilità di, se vuole, di indicarci il suo recapito via email. Un secondo. Grazie.
la serata sicuramente è stata pesante, penso, perché sono cose sono interessanti, però sicuramente sono cose che invece sentite per la prima volta per parlare di spesa deficit, spesso si sente deficit è sempre negativo, sono difficili da capire. Spero che qualcosa sia entrato, sicuramente poco, essendo la prima volta, spero che ci sia l'occasione di approfondirli magari perché quello che ha detto lui si può moltiplicare ancora per 100, nel senso che ci mancherebbe tutto il discorso democratico dell'Europa, perché a parte l'abbiamo visto, però lui l'ha accennato, ma l'euro è la mazza con cui attualmente si sta vivendo l'Europa. Il problema però per me ancora più grave è il discorso democratico, cioè il fatto che è stato creato questo super Stato e che è governato non democraticamente, perché la Commissione Europea, che è quella che fa le leggi, cioè 4 leggi su 5 sono fatte dalla Commissione Europea, non è eletta da nessuno. Cioè esattamente sarebbe eletta dai governi centrali su indicazione delle banche da fare, ma non è eletta democraticamente dal cittadino. Ovviamente non essendo eletto democraticamente dal cittadino siamo in dittatura, dittatura oligarchica. Piccola promessa, allora, noi in quanto MMT dobbiamo sostanzialmente parlare soprattutto di economia, perché comunque siamo una scuola economica. All'interno di questo inseriamo anche il contesto democratico, storico dell'Unione Europea, perché comunque abbiamo approfondito la reale nascita di questo sistema con l'Amparguezza e abbiamo innumerevoli fonti che testimoniano tutto questo, che sono elencate nel saggio Il più grande crimine di Paolo Barnard. È chiaro che non possiamo fare una trattazione solo sui trattati o solo sulla storia dell'UE senza parlare di economia, perché il compito principale dell'MMT e l'urgenza del momento è quella comunque di far sì che a partire dal nostro popolo abbiamo in mano tutti gli strumenti per poter salvare le nostre famiglie, salvare noi stessi dalle catastrofi in corso e porci magari anche come esempio per i nostri fratelli, per i nostri vicini stati europei. Se avete qualche domanda. A me io non ho ancora capito una cosa, come mai la Germania, come mai la Germania, che è sempre all'interno dell'Europa, non ha gli stessi, apparentemente, non ha gli stessi problemi nostri? Vorrei sapere questo, io non riesco a capirlo. Sì, allora, l'ho detto prima, magari aggiungo anche qualcosa. La Germania allora ha barato, sostanzialmente ha barato prima dell'entrata nell'euro col marco, perché come abbiamo visto nel grafico del confronto delle spese tra i diversi paesi, ha speso moltissimo a deficit per rimettere in piedi, per rilucidare proprio tutte le sue aziende, per presentarsi all'ingresso nell'euro, quindi con delle aziende completamente rimesse in piedi, rilucidate, tra l'altro è uscita anche dalla divisione, dal muro di Berlino alla fine degli anni '80 e addirittura molti di queste spese non figurano neanche nei bilanci. Per fare un esempio c'è una cassa deposito e prestiti di cui non dirò il nome in tedesco perché non so di lingua, che però conta, i bilanci di questa cassa contano per qualcosa come quasi 500 miliardi di euro, facendo la conversione in valuta attuale, che non figurano nei conti. Lo stesso per la Francia, la quale anche lei ha aggiustato i suoi conti per entrare in Maastricht. Loro hanno speso moltissimo deficit per rilucidare le loro aziende. Soprattutto la Germania poi ha attuato una politica di forte contenimento dei salari, non avevano niente che gli stipendi dei tedeschi sono tutti alti. Quelli delle aziende finanziarie e delle grandi aziende neomercantili sì, ma poi c'è tutto l'indotto e lì ci sono moltissimi contratti a tempo determinato, precari, a progetto, pagati letteralmente 4 soldi. E così facendo allora ha deflazionato il potere d'acquisto della sua popolazione, ha esportato moltissimo nei paesi soprattutto del sud Europa e questo ha fatto sì che alla fine la nostra bilancia commerciale diventasse negativa e quella loro, come abbiamo visto dai grafici di prima, si è balzata sempre più in positivo. Sì, però il punto è che
se l'euro è un meccanismo antieconomico, giusto da quello che ho capito fino adesso, perverso, prima o poi anche la Germania entrerà esaurendo le sue risorse in questo meccanismo. Dipende. Allora, il discorso è che l'euro è più che un meccanismo antieconomico, è un meccanismo che fa l'interesse di pochi e non fa l'interesse delle persone comuni, cioè di noi lavoratori comuni delle piccole e medie aziende. Questo fa sì che nel momento in cui tu impedisci allo Stato di fare bene della popolazione, quindi di avere una forte domanda interna, queste grandi potenze neomercantili che basano le loro ricchezze sull'export naturalmente non possono prosperare perché avranno un forte consumo interno. Le persone che hanno un forte reddito sono più tutelate anche dal punto di vista dei diritti sindacali. Queste grandi realtà non potranno più pagare 4 soldi ai loro dipendenti per esportare nei mercati emergenti asiatici, cinesi, adesso addirittura i margini di profitto delle multinazionali si stanno spostando, sono bassissimi anche in Cina, e si stanno spostando nel Vietnam piuttosto che nel Sudan, dove vengono pagati i bambini materialmente 2 soldi. E questo è il loro gioco, praticamente esportare, deflazionare le condizioni di vita per fare l'interesse della grande industria o del mondo finanziario, che con le speculazioni, scommettendo quei derivati sul fallimento degli stati, sull'impoverimento degli stati, e l'altra grande branchia di enti che guadagnano molto da tutto questo sono i finanzieri, quindi i fondi speculativi informali, gli hedge funds per fare un esempio. Grazie. Beh, non siamo in tanti qui, quindi anche se non c'è il microfono penso che si senta lo stesso. Intanto volevo ringraziarvi di Complurale, perché comunque state facendo conoscenza e io penso che i grandi cambiamenti iniziano dalla consapevolezza, dalla conoscenza, però non bisogna soffermarsi, a mio parere, solo alla conoscenza, bisogna trovare le soluzioni, perché altrimenti si dà forza, si dà potere al problema e non alle soluzioni. Allora la mia domanda è questa: tu sei stato molto esplicativo anche se i temi erano molto complessi e sei stato molto chiaro. Quello che io volevo chiedere, ma per uscire, siccome tu hai fatto una battuta, scusami se ti do del tu, il fatto che noi ce la prendiamo con i nostri governanti eccetera, parlo nel caso specifico dell'Italia, ok? E però non è colpa loro e non possono fare tanto. Allora la mia domanda è, a sto punto, che prospettive ci sono per poter cambiare realmente? Perché noi cittadini, nel barlume che ci può restare, perché scusami se faccio la battuta, a sto punto ci potrebbero dare anche la pillola di cianuro, perché non è che sia tanto diverso dal nazismo di fondo, ma anche, come hai detto tu, di altre dittature, ci vuole delle prospettive di soluzioni concrete e che si possono attuare. Ecco, io volevo farti questa domanda. No, volevo rispondere io un secondo, perché poi ti risponde anche lui. No, volevo solo dirti, io ho fatto questa riunione per il discorso, ho detto, per dare un motivo di speranza. No, mi dispiace che ci siano anche molto poche di persone. Sì, lo so, il problema è uscire, loro hanno un programma anche per uscire, senza causare nessun problema. Questa è la speranza, nel senso, basta un decreto legge, non ci vuole moltissimo. Il decreto legge per essere fatto basta che ci sia un 51% della popolazione che desidera uscire dall'euro. Dobbiamo capire che il cambiamento, cioè l'uscita dall'Europa, non verrà mai fatta dai nostri politici, visto che di questi temi non ne parlano casualmente, oppure se tu li conosci adesso vedrai che nei giornali alla fine, nelle virgolette, negli articoli riesci a trovarli, però sono sempre nascosti. Allora, se noi arriviamo a questo 51%, ma addirittura basterebbe il 35% perché a votare ci vanno il 70%, quindi basta, e si chiede di uscire, si esce e si ritorna a prendere. Chi fa questo decreto? Il decreto lo fanno ovviamente i nostri governanti. Ma se sono tutti, scusami. D'accordo, ma se c'è una maggioranza della popolazione che lo chiede, come è successo in Argentina dopo 12 anni, l'Argentina ha vissuto una situazione analoga alla nostra. Dopo 12 anni di povertà, a un certo punto sono scesi in piazza per un anno
hanno fatto incarcerare i loro governanti, hanno rifatto un nuovo governo e si sono presi in mano la libertà monetaria e anche la democrazia. Cioè, se adesso Marco vuole eventualmente spiegare velocemente, perché non vogliamo anche stancare troppo, perché già è stata... La risposta al suo quesito è sul programma di salvezza economica nazionale, che è scaricabile sul sito MMT, e il secondo collegamento, vedete proprio il link in cima al sito. Questo è un documento di forte statura accademica, redatto da 3 economisti MMT, tra cui Warner Moser, in cui praticamente si dicono passo per passo tutto ciò che bisogna fare per un'uscita controllata da questa catastrofe dell'Eurozona, per il acquisto della nostra piena sovranità monetaria e parlamentare, con la quale noi possiamo ridiventare padroni del nostro destino e far sì che queste grandi elite, questi grandi poteri forti non ci opprimano più, sperando che poi anche gli altri stati europei decidano di seguire il nostro esempio e anche loro di tornare sovrani. Discorso per quello che riguarda la prospettiva politica è che al momento non esiste nessun movimento politico che queste cose veramente le capisca, sia disposto a perderci tempo, a studiarli, perché purtroppo la maggior parte dei nostri politici, come giustamente dice Paolo Barnard, sono delle persone molto mediocri, che queste cose non hanno nemmeno voglia di studiarle alla fine, perché è così. In più altri, tipo soprattutto i più grandi esponenti tecnocrati della sinistra, tra i quali figura anche l'attuale presidente del Consiglio Enrico Letta, sono quelli peggiori, perché sono addirittura chi mai le fede a queste cose, magari le sanno, tipo Monti, però non le dicono. Il discorso è che noi dobbiamo partire dal presupposto di informare la gente innanzitutto, quindi queste conferenze qua devono allargarsi a macchia d'olio, coinvolgere sempre di più persone, devono veramente diventare qualcosa di esplosivo, qualcosa che si dilaga sempre di più, che fin tanto che non c'è una base comunque della popolazione consapevole di queste cose, che queste cose le capisce, è disposta anche a perderci tempo per studiarci su, e non si può neanche pensare di formare un partito che possa portare avanti queste idee. Adesso come adesso prenderesti un 0,1%. Sì. La prima cosa da fare è che le persone devono essere informate, che tu non puoi adesso come adesso andare a presentarti, faccio un esempio, per una manifestazione, per uno sciopero, per un partito politico, dicendo semplicemente usciamo dall'euro, perché se non spieghi esattamente cosa sta dietro tutto questo, cosa veramente è il denaro, la sovranità monetaria, le persone continueranno a dar credito a questi grandi falsari, questi grandi criminali, scusate la durezza dei termini, che 24 ore su 24 martellano nella testa ticket e tact, queste idiozie, queste fandonie, queste veramente cose naziste quasi, diciamo. Quindi dobbiamo informare la gente come primo punto, no? Non c'è niente da fare. Adesso magari anche voi nel vostro piccolo parlatene con i vostri amici, con i vostri conoscenti, con i vostri colleghi di lavoro, non rompeteli le palle il più possibile, nel vero senso del termine, fino a che anche noi cominceremo a martellare come fanno questi qua. Non c'è altro da fare. Nel caso ci fosse un default, il caso limite, no? In che problemi incorre l'Italia? Perché abbiamo visto che l'Islanda non ha avuto un... Ma l'Islanda non è dentro l'euro? Era incasinato con le banche anche lei. Sì, ma dove però? Beh, comunque vai. Sì, lasciando un attimo stare il discorso di Islanda, che è un po' complesso e dovrei in tutta sincerità approfondirlo meglio anch'io, perché devo approfondire certi aspetti. Per quanto riguarda l'Italia, il programma MMT non prevede che debba essere dichiarato un default. L'Italia nasce un default con l'euro. Non c'è nessuna necessità di farlo, perché con tutti i punti che abbiamo previsto nel nostro programma, praticamente noi abbiamo previsto che comunque quando dovessimo tornare alla nostra valuta, tutte le transazioni, tutti i depositi continueranno a rimanere in euro. Questo farà sì. Non è la mia domanda. No. Cioè, se l'Italia proprio ci andasse in default, indipendentemente penso vabbè, questo dà già per scontato che succeda, però
Che cosa che succede nel caso di default? Cioè ci si comporta come un'azienda che bisogna dare sì, quello che attualmente si ha, essendo dentro l'euro noi siamo nella situazione di un'azienda. Okay, perfetto. Se andiamo in default andiamo in liquidazione, cioè si comprano i tagli ed è quello che hanno intenzione di fare. No, se andiamo in default semplicemente dichiariamo che non possiamo più pagare i titoli di Stato e mandiamo al diavolo tutti i finanzieri e torniamo con la nostra moneta. Se invece facciamo default e continuiamo a voler restare dentro l'euro, diventeremo servi e letteralmente saremo venduti a queste persone qua, no? È semplice la cosa, voglio dire, cioè, se andiamo in default falliamo come da qualsiasi azienda trasportata in ambito macroeconomico. Praticamente l'Italia entrata nell'euro si è ridotta alla situazione di un'azienda, cioè mentre diciamo così, perché forse non si capisce tante volte bene, ma lo Stato che ha sovranità monetaria sotto il profilo monetario è Dio, cioè nel senso che può creare ricchezza all'infinito, può battere moneta, può accreditare i conti e così via. Quando invece si fa quello che è stato fatto con l'euro, oppure quello che ha fatto l'Argentina mettendo paritario, oppure quando era vincolato la moneta all'oro e via dicendo, cosa succede? Che non puoi emettere moneta all'infinito, non puoi creare ricchezza all'infinito e quindi di conseguenza devi sempre fare in maniera che i conti tornino. Ecco, ti trovi nella situazione del padre di famiglia. Ecco, la cosa che si confonde spesso quando fai spesa deficit è di pensare che lo Stato, che ha moneta sovrana, si deve comportare come padre di famiglia. Non è vero, lo Stato sovrano può comportarsi da Stato, noi dobbiamo comportarci da padre di famiglia. Deve comportarsi da Stato, Sì. perché è un ente che sta sopra il nostro settore, che è quello non governativo, è quello che deve darci i mezzi finanziari per poter avere domanda sufficiente, per poter dare lavoro alla maggior parte possibile della popolazione alla fine. Tu dicevi anche il fatto di scendere in piazza per esigere questo decreto. Cioè è per il video, Tu dicevi la cittadinanza, il popolo scendere in piazza per pretendere questo decreto. Io onestamente devo essere sincera, la vedo molto lunga, non impossibile, ma molto lunga. In questo, per il semplice fatto che basta guardare questa sala qua, al di là che magari voi state iniziando, state cercando di portare avanti, eccetera, ma c'è poca volontà di comprendere realmente. Perché io faccio un esempio, guardo molto poco la televisione, devo essere sincera, perché mi sono schifata, sia giornali che televisione non guardo. Quelle rare volte che ho guardato, tra l'altro ero in montagna, in una giornata molto, molto buia e non sapevo cosa fare, e allora ho guardato la TV, ho guardato Report, non mi ricordo più che puntata, ma c'è stata una vicenda che mi ha anche lasciato un attimo molto perplessa, del fatto di Brescia, che c'è un'azienda, tra l'altro, che sono spariti tutti, che sta inquinando all'insaputa di tutti, e non proprio all'insaputa, praticamente tutta Brescia e dintorni, ma con danni veramente alti per la popolazione. E hanno intervistato la gente consapevole mandava lo stesso i bambini all'asilo. Allora io dico, ma io che sono madre, io che sono anche una cittadina, ma col cavolo mando mio figlio in un asilo? Ma mi faccio licenziare? Ma io non scendo a compromessi, mi leggo davanti a una prefettura e mi pianto una tenda? Ma stiamo scherzando? E qui si sta giocando veramente con la vita delle persone. E anche qui, molto sommessamente, perché ci vogliono tenere all'oscuro, non a caso, io penso che chiunque di noi ha sentito parlare del nuovo ordine mondiale, e quindi siamo nella stessa riga, perché ci sono libri che stanno uscendo di tutte le salse a riguardo, quindi non è cosa molto lontana da quello che potrebbe essere, anche non dico la conoscenza totale, ma almeno un eco di quello che ci perviene alle orecchie. Quindi allora vogliamo prenderci la responsabilità, sì o no? Io adesso non te la sto facendo come provocazione a te, perché voi siete qua proprio per questo e vi ringrazio, però la gente deve cominciare a svegliarsi fuori, ma agire realmente. Non solo sentire chiacchiere, che bello, oppure andare a casa con la lamentela o con lo stato d'animo che, scusami se mi permetto, ma
un po' di pesantezza esce, ok? Però bisogna anche a un certo punto, grazie anche a voi, grazie a altre persone che possono dire qualcosa di diverso, agganciarsi a questo e trovare la forza. Invece il popolo italiano spesso si lamenta e aspetta sempre che qualcun altro faccia il passo. Allora dico